Eder. Mech. Pallister. È una richiesta estremamente dolorosa, ma è altrettanto doloroso non avere la verità, per cui riteniamo giusto procedere in questa direzione. La medicina legale era un risultato che non era stato condiviso e siamo soddisfatti che sia stata pienamente accolta la nostra istanza presentata già prima della richiesta di archiviazione del caso. Sono dispiaciuto che la decisione arrivi solo adesso. Speriamo, infatti, che ci siano delle possibilità di ottenere dei dati. Noi non abbiamo mai voluto scegliere i reati, né tantomeno i presunti autori degli stessi. Vogliamo capire quando Liliana è morta, il perché, fare luce sulle lesioni e capire se c'è stato un raffreddamento del cadavere. Tutte operazioni che finora non sono state fatte. È una novità importante. Ora attendo la verità, perché la verità è che Lily non si è suicidata. Inoltre è morta sicuramente il 14 dicembre, il giorno della sua scomparsa, e vorrei ricordare che la nostra storia era seria, più di ciò che tanti credono. Lei aveva intenzioni serie di andare via di casa e di venire a vivere con me. Nel frattempo guardava annunci di appartamenti per non lasciare il marito in difficoltà, cioè per trovare un'abitazione più piccola per lui, con un affitto più basso. Infatti io pensavo che ci fosse un problema economico nella loro coppia. Si è scoperto che c'erano soldi in casa dappertutto. 2.000 euro di qua, altri 4.000 di là, 20.000 da dare all'amica, altri 15.000, secondo le dichiarazioni del marito in TV, da tenere in casa per le piccole spese. Nella loro casa giravano soldi, non vivevano nelle ristrettezze, e Liliana aveva sul conto 35.000 euro della liquidazione. Sì, e se il corpo di Liliana fosse rimasto anche solo per 2 giorni in quel bosco sarebbe stato dilaniato dagli animali. Invece è stato trovato integro. È stato messo lì poche ore prima del ritrovamento. Non lo so se si potranno scoprire nuovi elementi utili all'indagine, ma spero ardentemente di sì. Credo che sia stata colpita. Ci sono infatti quei segni in viso che, peraltro, poi non sono stati fatti vedere ai familiari. Invece gli inquirenti sostengono che quei segni Liliana se li era fatti sbattendo contro gli alberi del bosco. Sostenere questo è incomprensibile, come completamente sbagliato è pensare che Liliana si sia suicidata. Ripeto, credo che Liliana sia stata prima picchiata, colpita e che poi, in qualche maniera, sia stata uccisa. Forse era tramortita e le è stato stretto un fazzoletto sulla bocca fino a non farla più respirare. Ora aspetto con ansia l'esito di queste nuove indagini. Il tema della riesumazione era già emerso nelle scorse settimane in TV, in modo un po' azzardato, ma non pensavo che si arrivasse a questo. Pensavo fosse solo un'eventualità, un'ipotesi. Non so cosa potrà portare la riesumazione. A questo punto non mi resta che dire ben venga, se ciò può dare risposte. Auguro alla dottoressa Cattaneo di trovarle. E dopo di questo spero finalmente di avere il nulla osta da parte della procura per poter cremare il corpo di Liliana. Anni fa, quando avevo avuto uno scompenso cardiaco ed ero ricoverato in rianimazione per una settimana, dopo essermi svegliato le dissi: Liliana, se dovessi morire vorrei la cremazione e le ceneri sparse nel mare. Lei rispose: guarda Sebastiano, anch'io vorrei la stessa cosa. Non voglio che nessuno venga a piangere sulla mia tomba. Forse tutto è partito con l'idea del suicidio, perciò tante cose sono rimaste trascurate. I telefoni di Liliana sono stati presi dalla polizia parecchio tempo dopo la scomparsa. Anche i miei sono stati presi molti mesi dopo, forse dopo 1 anno, non ricordo esattamente. Sono in conflitto, ma tutto pare portare a questo: gli oggetti che Liliana aveva lasciato a casa, il modo con cui era uscita e tutte queste storie sul presunto amante. Però penso anche se è successo qualcosa, è accaduto nella cerchia delle sue conoscenze. Non voglio accusare nessuno, per carità, spero solo che arrivino risposte. 1 anno fa ero sconvolto, ma avevo il desiderio di raccontare della mia vita con Lily.
Comunque dentro di me sono sempre stato sereno perché ho sempre avuto la consapevolezza di non aver mai fatto niente a mia moglie che potesse aver portato a quello che è successo. Però per 1 anno e mezzo sono stato accusato di essere un assassino e mio figlio complice. Sono cose tremende e dolorose, ma che ho superato. La gente ora mi ferma e mi dice: Sebastiano, siamo tutti con te, tutti con te, tutti con te, tutti con te. Se tutto questo possa aiutare gli inquirenti, chi sta lavorando sul caso e dare delle risposte, avere delle risposte, ben venga, insomma. Io spero che queste nuove e ulteriori indagini possano dare quelle risposte che noi tutti ci aspettiamo, io e anche i familiari. Noi tutti lo speriamo, perché finalmente, e sarebbe ora dopo 2 anni, lo dico, vorremmo sapere quando, soprattutto quando. Ho sentito trillare il telefono, ho risposto però non ho sentito niente. Parli del telefono di Liliana, vero? Di mia moglie, erano qua vicino dove sono io. Ho pensato che avesse dimenticato i telefoni a casa, io non avevo idea che lei si fosse allontanata. Ancora adesso io non riesco a aprire un cassetto qua e là perché è il suo mondo. Non ho nessuna voglia di andare a vedere, le cose verranno fuori da sole. Ovviamente di Serpin tu non sapevi niente, vero? È la prima volta che sento anche parlare questo signore qua. No, assolutamente no. Questo è un segreto talmente grande che dico, io e mia moglie avevamo sempre condiviso tutto, parlato di tutto. Cioè, questo rapporto con questo uomo qua, che lei va lì e che nessuno sapeva, è una cosa che mi sconvolge. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.